mi butto, mi butto, mi butto. Automobili, motoscafi, ville al mare in montagna, pranzi, cocktail, viaggi, villeggiature. A soli 20 anni ho finito, dove gli altri hanno appena incominciato. Così ripeto a mio marito: mi annoio, mi butto, mi butto, mi butto. Io non sono una persona molto ossessionata, veramente, ma Mauro mi ha confidato che lui è una persona di ossessioni. Sì, è vero. Io sono una persona di fedele. Fedele nelle ossessioni. No, fedele agli amici. Questo è vero, questo è vero. Ma non sono. Ma raccontaci delle tue ossessioni. Allora, per esempio, non lo so, quando ho scoperto Thomas Bernhard ho iniziato a comprare e a leggere tutti i libri di Thomas Bernhard. Quando ho scoperto i 78 giri ho iniziato a comprare tutti i dischi a 78 giri. Ne hai 15.000. Ma chi te l'ha detto? Io. E poi, per esempio, quando ho deciso di fare uno spettacolo con Maria, mi sono ossessionato, ho deciso di farne un secondo e poi un terzo. Se fado parla la malinconia, la tristezza non va via, è un sentimento andato. Io ho un rapporto grande con Napoli, ma da tanti anni fa, ma non ero tornata da molti anni, quindi sono proprio felice di tornare con questo spettacolo. Ma ho fatto qui un film bellissimo, Il resto di niente, di Antonietta De Lillo, sulla storia di questa città, un momento molto importante della storia di questa città, la rivoluzione. E sono rimasta molto appassionata per la città, tanto da scoprire, perché ecco, è una città che porti anni e anni per scoprire, sempre nuova, sempre diversa. Napoli per me è una città che non si può che amare, non si può che odiare, non si può che cambiare idea su Napoli. Quando si è a Napoli ti dici vabbè vorrei stare lontano da Napoli, quando stai lontano da Napoli ti manca talmente che ci devi tornare, insomma è proprio un amore, come tutti i grandi amori. E a luna rossa ma parlai te, io gli domando se aspetta a me e mi risponde se io vuoi sapere che non c'è sta nessuna. Io chiamo nome per te vedere, ma tutta gente che parla ai te risponde tardi che vuoi sapere che non c'è sta nessuna. E cammina, cammina in un saccia dov'aca, io sto sempre embriaca e non beva mai vina. Ha già fatta nuvuta la Maronna raneva, si mi passa sta freva, ora è perla la do. Sono regista di cinema, ho fatto poche regie di teatro e Mauro mi ha detto tu sei la regista, io boh, va bene. Ecco, io sono, di noi tre sono attrice, quella che ha forse più Io ho visto un esperienza film di Maria ultimamente che si chiama A nos enfants, che è uscito in Francia, che spero ai che nostri uscirà figli. ai nostri figli, che uscirà presto in Italia. Sono rimasto molto emozionato dal rapporto e dalla conduzione di Maria sugli attori e sulla drammaturgia, e mi sono detto, mi piacerebbe moltissimo che Maria mettesse la sua zampa in questa follia che stiamo preparando. Ma è anche un lavoro molto collettivo, Certo. che
lo divertente di questa storia. Il ruolo di Leonor Fonseca Pimentel è stata una scoperta per me perché è un personaggio molto importante a Napoli e i portoghesi non la conoscono, sono pochissimi i portoghesi che hanno coscienza che abbiamo questa donna anche nella nostra storia che è veramente incredibile, perché ne parliamo nello spettacolo. È una donna molto avanti nel suo tempo, che ha marcato il suo tempo, che ha pensato tanto le idee di giustizia, di libertà, di cambiamenti, e che ha avuto una fine tragica. Quindi per me è stata veramente uno dei personaggi più belli della mia carriera. Leonora era quello che oggi è considerato una grande donna, ma lo era 2 secoli fa. Lei aveva già aperto e spianato la strada a tutte le donne. Ma dici tu come ci siamo conosciuti? Sì. Allora, io un giorno sono andato in un teatro che mi è estremamente caro a Parigi per vedere uno spettacolo di canzoni di cui avevo sentito meraviglie. E ho visto Maria in scena con un pianista e sono rimasto folgorato proprio dalla presenza, dall'eleganza, dallo charme. E ho detto: vuoi cantare con me La pappa col pomodoro? E lei mi ha detto sì. Viva la pappa, Che è un capolavoro. viva la pappa col pomodoro, viva la pappa col pomodoro.